Buonasera, ben ritrovati con la nostra diretta. Allora, il punto generale sul Veneto con i dati: sono 771 in totale le persone che sono state appunto contagiate dal coronavirus, sono più 27 rispetto a questa mattina. Come vedete, come sempre sono gli ospedali hub dove vengono convogliate la maggior parte dei pazienti a essere ricoverati in 186 a Padova, 142 a Treviso e 145 a Venezia. Vediamo i dati naturalmente non delle singole aziende ospedaliere, ma quelli generali. Vedete, sono 203 i ricoverati, 61 sono in terapia intensiva, ce ne sono 10 di più rispetto a questa mattina, 21 sono le persone che sono decedute. Questa è la crudezza dei dati dell'emergenza, che ci dice che non c'è stato un aumento esponenziale dei casi, c'è stato un aumento più sensibile invece, insomma, di 11 persone in 24 ore di persone ricoverate in rianimazione, però diciamo questo è un quadro che continua ovviamente a preoccupare, ma che non è partito ad esempio come in questo momento la Lombardia o l'Emilia. La curva è diversa, questa è l'unica certezza numerica. Sentiamo il governatore Luca Zaia, una breve sintesi dei tanti interventi che ha fatto oggi e poi naturalmente andiamo avanti con le altre nostre i altri nostri dati, le nostre notizie, soprattutto servizi dal territorio. Io ho presentato le istanze della necessità che a livello nazionale il governo porti avanti circolari esplicative ancora più precise rispetto a quello che c'era scritto nel DPCM. Se si sono risolti i problemi della circolazione delle merci e della movimentazione dei cittadini, è altrettanto vero che sono altri temi. Non so, abbiamo richieste di tutti i tipi, dai barbieri, le parrucchiere, le estetiste, le pizze da asporto, i kebab e tutti i negozi dove non ci sono posti a sedere ma che hanno finestra, gli street food e molto altro ancora. Sono un sacco di richieste ed è giusto che vengano chiarite. Ovviamente ho chiesto anche che ci sia, come si può dire, certezza sulle forniture, visto e considerato che stiamo attendendo anche di respiratori meccanici, ulteriori forniture, ed infine tutto quello che riguarda poi la costruzione dell'eventuale prossima ordinanza, o meglio DPCM, che andrà a sostituire quello che scadrà il 3 aprile. È anche vero che continuo a dire che è fondamentale che si adottino norme e restrizioni uguali da nord a sud, visto e considerato che la macchia di leopardo, come quella alla quale siamo abituati in queste settimane, non dà i risultati che dobbiamo avere. Gli altri governatori sono della stessa linea? Ci sono state delle richieste diverse in qualche modo o sono unite? Guardi, gli altri governatori hanno confermato la mia posizione, nel senso che è una posizione chiara. Peraltro ho posto anche la questione sulle piste da sci. Noi abbiamo la disponibilità di chiusura, tanto è vero che si avvierà la chiusura, l'impiantistica sciistica, ma non tutti, non la quasi totalità. C'è ancora forse 2 o 3 gestori che ci stanno pensando. Ovvio, la norma oggi non prevede la chiusura degli impianti sciistici, per cui è ancora un aspetto volontario. Abbiamo chiesto che anche su questo si faccia chiarezza, visti gli ammassamenti che si stanno creando, viste le proiezioni che abbiamo rispetto ai potenziali malati che potrebbero finire in ospedale in terapia intensiva. Presidente, ultima domanda, poi la lasciamo andare. Potrebbero esserci dei cambiamenti, delle novità nei prossimi giorni o tutto resterà di questa linea? Guardi, io ho l'impressione che rispetto all'alleggerimento di restrizioni decisamente no, di inasprimento non lo escluderei. Alcuni dati nazionali, perché è importante: ci sono 463 morti in totale in Italia, sono 97 più di ieri, ci sono 7.985 malati, sempre in Italia, ovvero quasi 1.600 più di ieri. 733 malati in Italia sono in terapia intensiva, insomma ad occhio vi dico che è il 15% dei posti della terapia intensiva occupati da chi ha il coronavirus. Naturalmente gli altri sono occupati da chi ha tante altre patologie e necessità. Andiamo a vedere
la situazione dei decessi nella nostra regione, lo ricordiamo, sono 21 i decessi registrati in Veneto, un altro a Mestre. Un nuovo decesso è registrato a Mestre. Si tratta di un paziente che risultava essere positivo e ricoverato in malattia infettiva all'Angelo, appunto. Complessivamente nei comuni della ULSS Serenissima i casi noti di questa mattina sono 133, di cui 29 ricoverati a Mestre, 11 a Venezia, 1 a Chioggia e 8 a Mirano. Ci sono inoltre altri 2 casi in fase di valutazione. Risultano complessivamente 3 pazienti guariti e 6 pazienti dimessi, ma ancora da valutare se si siano negativizzati. Per quanto attiene alla situazione postiletto, a Mestre prosegue lo svuotamento del reparto di ortopedia, con trasferimento dei pazienti verso altre sedi. Il reparto di pneumologia dovrebbe parzialmente riaprire nel corso delle prossime ore ed entro mercoledì e accogliere via via i pazienti che escono dalla rianimazione. Sono pronti poi altri 4 posti letto in terapia intensiva che comunque non risultano ancora occupati. A Mirano saranno invece attivati al bisogno altri 3 posti letto in rianimazione. Il civile di Venezia si sta attivando per aumentare a 19 i posti letto presso le malattie infettive. Infine, a Dolo e Chioggia verranno implementati i posti letto nelle medicine. Allora, vi stavo dando, diciamo così, a braccio le percentuali, adesso è arrivata proprio un'agenzia che le fa, la differenza tra ieri e oggi in Italia, qui ritorniamo al dato italiano, nelle ultime 24 ore, lo possiamo anche vedere assieme, secondo i dati della Protezione Civile, stiamo parlando del più 26% e mezzo dei morti, era stato il 57% ieri, lo ricordiamo. L'incremento dei malati sono del 25%, quindi più 1598, l'aumento delle persone guarite è del più 16%, sempre rispetto a ieri, i malati in terapia intensiva rispetto a ieri sono più 12,7%, insomma questi sono numeri che come vedete, insomma anche voi, inutile nascondersi, restano numeri senz'altro importanti e ovviamente ci sono i trasporti che sono la cartina di tornasole, sia quelli diciamo, su gomma, sia quelli ferroviari, sia gli aeroporti. Iniziamo a vedere la situazione da Vicenza. Frecce rosse cancellate, sala d'attesa vuota, atrio semideserto, parcheggi all'esterno liberi. Si presenta così la stazione di Vicenza il giorno dopo l'ultimo decreto governativo varato nella notte tra sabato e domenica. Se dall'evolversi dell'epidemia da Covid-19 i viaggiatori erano sensibilmente diminuiti, oggi sono ancora meno. Dovevo andare a Roma, ma lo posticipiamo di una settimana. Dovevo andare sì all'aeroporto di Treviso, perché dovevo andare a Budapest, però mi hanno chiuso l'aeroporto di Budapest, quindi ho riconsegnato la macchina a noleggio e adesso sto tornando a casa. Questo sta diventando un po' un problema? Sicuramente è un problema. A circolare sono i treni regionali, anche se a prenderli sembra non esserci nessuno. Una coppietta al binario sembra dimentica di quello che sta accadendo, mentre sul piazzale, sulle panche in pietra, c'è chi con valigia è in attesa. Stessa situazione alla stazione delle Corriere SVT, autobus semivuoti che arrivano e partono, passeggeri distanziati a gironzolare, qualche immigrato. Le scuole chiuse hanno fatto il vuoto ed ora il nuovo decreto ha fatto il resto. Da stamattina si è visto veramente un drastico abbassamento del passaggio delle persone, in effetti molte persone giustamente hanno seguito le indicazioni date alla televisione, con però la conseguenza che si vede dalla stazione dei treni anche qua da noi davvero oggi c'è la calma assoluta. Taxi fermi davanti alla stazione, anche loro dotati di presidi anti-coronavirus, ma i clienti latitano. Una mascherina ce l'ho, ogni tanto, no? C'ho la mascherina, c'ho la mucchina e dopo c'ho anche lo spray, quello per disinfettare. Se vengono 4 persone una bisogna che si sieda qua e non c'è il metro di distanza. Ma quanto è calato il lavoro? Un bel po', secondo me un 60-70% almeno.
Ma solo per la stazione o anche in tutta la città? Tutta la città. Che si tratta di una pandemia, naturalmente l'approccio deve essere globale per capire come è la situazione, perché noi ovviamente parliamo molto del Veneto, lo mettiamo in relazione come è giusto che sia con l'Italia, ma diamo un'occhiata anche qual è la situazione nel mondo, visto che noi ci troviamo proprio in mezzo. Lo strumento che viene da tutti utilizzato è questo della Johns Hopkins University, che vede l'Italia al secondo posto per numeri di malati, lo vedete sulla colonna di sinistra, 9.172 malati, molti più della Corea del Sud, molti più dell'Iran, però attenzione, adesso come vedete ci sono 1.209 malati in Francia, 1.176 in Germania, tra l'altro si diceva sempre non ci sono però morti in Germania, adesso ci sono i morti, e anche la Spagna ha superato i 1.000, è sempre più l'impressione che la curva sia molto simile a quella dell'Italia e che Francia, Germania e Spagna si avvicineranno di più. Come vedete piano piano salgono anche quelli della Gran Bretagna, sono 321, ma nella piccola Svizzera sono 324 e negli Stati Uniti, che però fanno pochissimi tamponi, ce ne sono 604. Pensate che in Italia invece i tamponi fatti sono stati finora, dice questo la Protezione Civile, ben 51.000. Andiamo avanti con il giornale, torniamo nella nostra regione, abbiamo parlato di trasporto ferroviario, abbiamo visto com'è la situazione. Allora andiamo tra virgolette nelle zone di confine tra la zona arancione e invece che è quella di Padova e quella di Vicenza. Uno degli snodi, il primo casello autostradale venendo da ovest è quello di Grisignano di Zocco. Siamo, come vedete, all'uscita praticamente del casello autostradale di Grisignano, che è il casello al confine tra le province di Padova e Vicenza, perché è il primo casello in pratica che da Padova è già in territorio vicentino. Non ci sono, come vedete, all'uscita dell'autostrada chiamiamoli posti di blocco o comunque controlli delle forze dell'ordine, e come dicevo, Cristian adesso vi farà vedere alle mie spalle il cartello che delimita proprio la provincia di Padova da quella di Vicenza. La strada regionale 11 è la principale arteria che collega le province di Padova e Vicenza. Dalla zona ovest di Padova si entra direttamente nel Vicentino, e a Grisignano, che si trova esattamente al confine, c'è anche il casello autostradale della A4 che verso le 15 presentava poco traffico e nessun controllo o filtro delle forze dell'ordine. Le auto possono circolare e le merci possono essere trasportate da una parte all'altra dai camion. Naturalmente gli autisti e i conducenti devono avere con sé l'autocertificazione prevista, che consente di circolare per motivi ben precisi. Noi abbiamo fatto un calcolo che non ha nulla di scientifico, ma vuole essere solo un indicatore di ciò che ha provocato l'attivazione della zona arancione. In 2 minuti hanno attraversato il confine tra Padova e Vicenza, nei due sensi di marcia, 16 veicoli, di cui 4 mezzi pesanti. Un traffico decisamente ridotto rispetto ai periodi di normalità. Stessa cosa, anzi traffico ancora inferiore, anche per buona parte delle altre strade che uniscono le due province, magari attraversando il territorio dei colli, e questo sarà probabilmente lo scenario anche per i prossimi 25 giorni. In attesa appunto che vengano fatti questi controlli, che sappiamo non saranno i classici checkpoint come quelli che siamo stati abituati a vedere a Vo, le pattuglie ancora non erano operative oggi, lo saranno sicuramente già da domani, perché sono stati fatti i comitati ordine e sicurezza nelle varie prefetture, quindi le prefetture avranno diramato quelle che sono le indicazioni. Ricordatevi che chi può circolare naturalmente deve fare parte di quelle 4 casistiche accettate dal decreto, e che saranno quelle che poi verranno autocertificate dalla singola persona, dal guidatore, insomma, che possa venire bloccato appunto dalle forze dell'ordine, carabinieri, polizia e anche naturalmente polizia locale nei vari comuni. Vediamo com'era sulla Val Sugana la situazione oggi. È l'articolo 1 del nuovo decreto del governo ad aver spinto a 1000 domande, ad aver creato non poca confusione e incertezza nelle misure di contenimento del contagio. Oltre a Treviso Venezia, anche la provincia di Padova viene citata, con il divieto assoluto di spostamento in entrata e in uscita in quelli che la nuova mappa diffusa indica come territori delle cosiddette zone rosse. Stamattina abbiamo quindi effettuato uno spostamento fra Bassano del Grappa, provincia di Vicenza, fino a Cittadella, provincia di Padova, per capire se effettivamente qualcuno ci avrebbe fermato.
Così non è stato. Passata Belvedere di Tezze siamo arrivati in tutta tranquillità a mettere piede nella provincia di Padova, Pozzetto di Cittadella, come documentato dalle nostre immagini. Niente posti di blocco, niente forze dell'ordine a presidiare la tanto pericolosa provincia che confina con Bassano. Abbiamo sentito telefonicamente il sindaco Luca Pierobon che ci ha detto che la zona non è prettamente rossa ma arancione e non sono assolutamente previsti posti di blocco come per Vo. Ci saranno delle pattuglie che verificheranno nel territorio chi passa, chi entra, chi esce e faranno delle verifiche a campione. Nessun posto di blocco, niente di Quindi niente. è normale che non ci sia Pozzetto? Sì, è normale che non ci sia. Ma cosa fare se siamo fermati a campione? Ci chiedono dove sta andando, fanno un verbalino, una specie di autocertificazione, questo firmerà questo verbalino dicendo dove sta andando e in un momento successivo andranno a verificare se è vero. Nel momento in cui non fosse vero scattano le sanzioni, che partono dalla sanzione economica di 256 euro fino a quella massima dell'arresto, insomma. Un decreto, insomma, secondo il sindaco, che lascia molto alla discrezionalità dell'individuo, che comunque è tenuto a rispettare le severe limitazioni che consentono per legge lo spostamento stesso. Lavoro, salute o comunque esigenze personali inderogabili che sono il diritto. Faccio l'esempio, io devo andare a lavorare e i figli li lascio da mia mamma e mio papà, non hai alternative. Tra i punti caldi nei vari fronti del coronavirus c'è quello sanitario, c'è quello del commercio, c'è quello del trasporto, li abbiamo iniziati a toccare, continueremo a toccarli in questa diretta, ma c'è da dire che c'è anche quello delle carceri. In tutta Italia ci sono state 22 carceri che hanno avuto momenti di tensione tra proteste a volte clamorose, a volte proprio autentiche rivolte con agenti di polizia penitenziaria picchiati. In Veneto ad esempio sono andate a fuoco lenzuola al carcere di Padova, al Due Palazzi, ma questo è avvenuto nella notte al quarto piano proprio del grande carcere padovano, ma la stessa situazione la si è trovata ad esempio anche a Venezia. Al carcere maschile di Santa Maria Maggiore a Venezia scoppia la protesta a causa del timore di quel che sta succedendo fuori da noi in queste ore. La paura per il sovraffollamento. Nel carcere maschile, infatti, i detenuti sono 268 sui previsti 159 posti. È decisamente impossibile rispettare i protocolli di sicurezza previsti dal decreto del governo. Si teme il rischio contagio da coronavirus anche al carcere femminile della Giudecca. E sebbene il numero di detenute sia minore rispetto alla capienza del carcere, con 88 detenute su 115 posti disponibili e 5 bambini all'ICAM, che cioè di fatto vivono in carcere con la mamma, anche qui il problema è che sono stati sospesi i colloqui con il divieto di ricevere le visite di parenti e familiari a tutela della stessa incolumità dei detenuti. Ma i problemi si sono registrati al carcere maschile con ore di autentico caos per le guardie penitenziarie che a Venezia, come in altre parti d'Italia, sta scatenando pesanti proteste con l'invocazione dell'indulto e dell'amnistia. Una condizione, ha scritto l'onorevole veneziano Nicola Pellicani, che sta diventando esplosiva anche a Venezia. L'allarme e la preoccupazione possono portare all'esasperazione, dice. Ho offerto a tutti la massima collaborazione per affrontare i problemi delle case circondariali alla Camera, conclude, e nelle prossime ore all'esterno dei due carceri saranno operative le famose tende termiche, verranno utilizzate come triage a chi entra nelle strutture. Insomma, questa è la situazione anche nella realtà delle carceri italiane e anche, ovviamente, come avete visto, in quelle del Veneto. Ci fermiamo per una breve pausa, poi moltissime altre notizie e servizi da fuori. Ricordiamo che con un'ordinanza della Protezione Civile da domani mattina saranno chiusi tutti gli impianti sciistici in Italia. Questo è appunto quello che ha detto il Ministro per gli Affari Regionali Boccia. D'altronde nel corso della giornata poi era arrivata anche la notizia della chiusura del Dolomiti Superski, insomma tutta una serie di misure che di fatto hanno
Posto la parola fine alla stagione invernale, pur essendoci la neve, stagione invernale pesantemente colpita, con tutte le conseguenze economiche, di lavoro, sociali e naturalmente anche con quella molto, come ben vi ricorderete, decisamente chiamiamola pure in mondovisione, con l'annullamento del finale della Coppa del Mondo di sci che si doveva tenere a Cortina, ma questa è la situazione, anche perché adesso in questo servizio vediamo qual è la situazione medica, in questo caso a Treviso. La situazione per noi, diciamo, il focolaio della geriatria da giovedì si chiude. Una buona notizia, ma soprattutto un segnale importante per chi ritiene la Marca trevigiana area da contingentare. Il reparto dove ci sono stati i decessi per coronavirus è stato sigillato con il risultato che il contagio è stato circoscritto ed ora, a 14 giorni dal primo caso, i degenti potranno uscire da quelle stanze. Giovedì andremo a dismettere 35 persone che oggi erano ricoverate in geriatria. Molti di questi andranno a domicilio, altri andranno in casa di riposo. Un provvedimento che potrebbe mettere in discussione il confinamento della Marca come area rossa. Era proprio in relazione ai 9 decessi, di cui l'ultimo questa mattina, un paziente ultra ottantenne con altre patologie ricoverato il 24 febbraio scorso, che il governo ha inserito Treviso tra i territori a maggior rischio. La chiusura del focolaio potrebbe quindi ridurre il periodo di quarantena con immediati benefici per tutti. Altra situazione positiva riguarda la disponibilità di posti letto nelle terapie intensive. Noi abbiamo sostanzialmente programmato l'attivazione in accordo con la Regione di una 50ina di posti. Oggi siamo a 6, forse più 1, 7 e quindi teniamo ancora botta e quindi credo che la situazione è ancora, come dicevo prima, sotto controllo. Per cui ecco, non rallentiamo ovviamente il controllo, non rallentiamo, non abbassiamo la guardia, ma teniamo la situazione sotto controllo. Intanto è aperta da questa mattina una delle 2 tende per il precontrollo di chi si reca al pronto soccorso. Oggi ci sono dentro operatori della protezione civile da noi addestrati, coadiuvati da un nostro infermiere professionale del pronto soccorso. È uno screening, viene misurata la temperatura, viene compilato un questionario. La persona che sta bene e ha altri problemi va direttamente al pronto soccorso. Chi non sta bene, ha la febbre, tosse, viene dirottato nell'altro percorso del pronto soccorso e così non va a contatto con altri e quindi anche se fosse per caso positivo non è un rischio per altri. Dal direttore generale un appello e una rassicurazione. L'appello è che se non avete cose da fare state in casa, evitate ovviamente di uscire e di avere contatti perché purtroppo può succedere che ci siano persone che sono tra noi e sono positive, quindi evitiamo ovviamente questi contatti e contemporaneamente lavate le mani e evitate gli assembramenti, queste sono le cose principali, continuate a lavare le mani, igienizzatevi e credo che in questo modo riusciremo a frenare sicuramente questa epidemia. Ovviamente tra i vari luoghi essenziali per il funzionamento del Paese ci sono i tribunali che purtroppo, come spesso accade nei luoghi essenziali, sono anche luoghi estremamente affollati e quindi lo stop delle attività come nel resto d'Italia insomma, non produce di sicuro la cittadella della giustizia nelle varie città italiane, siano queste in zona rossa, in zona arancione o nelle zone contigue. Borgo Berga, Palazzo di Giustizia, Vicenza. Corridoi vuoti, aule chiuse, l'ampio atrio deserto. Anche la giustizia fa i conti con il coronavirus e si adegua al nuovo decreto del governo. Già i primi effetti si vedranno subito con le sospensioni dei processi. I timori erano in particolare per quello di Banca Popolare di Vicenza. Fino al 22 marzo sono tutte sospese e perderemo 4 udienze che non sono poi così molte. Visto il calendario che è stato fissato, penso che potranno essere riprese con un discreto margine di tempo, sperando che non vi sia una proroga di questa sospensione. L'udienza prevista il 12 marzo di BPV è stata intanto rinviata al 14 aprile. In mattinata il presidente del Tribunale Alberto Rizzo ha tenuto una serie di riunioni con l'avvocatura, i presidenti di sezione e i magistrati. Sul tavolo l'amministrazione della giustizia in tempi di virus, che vede l'utilizzo anche del sistema di videoconferenza. Oggi abbiamo definito meglio, anche dal punto di vista tecnico, come celebrare l'udienza in videoconferenza con avvocati che si trovano in sedi diverse e sul punto abbiamo trovato un'importante convergenza anche dell'avvocatura. E di un nuovo decreto che va ad incidere sui tempi della giustizia, già di per sé lenti. Di fatto
fatto rallenta di molto il funzionamento dell'attività giudiziaria ordinaria, però non poteva non prevedere la possibilità di svolgere l'azione per quelle situazioni cosiddette urgenti. Dunque si potranno celebrare le convalide d'arresto, questioni cautelari, procedimenti che vedano coinvolti minori e poco altro. Abbiamo visto assieme prima due appunto servizi su quelle che definiamo del tutto impropriamente, ma tanto per capirci, zone di confine. Andiamo anche a vedere Venezia. Buongiorno, per favore, sono attento per la riscossione, per favore. Posso sapere anche il motivo per cui è in giro? Mestre, eccoli previsti i controlli dell'autocertificazione con i carabinieri in una delle cosiddette aree a contenimento rafforzato in zona ospedale dell'Angelo. Con gli uomini dell'Arma anche gli agenti della Polizia Municipale e lungo le strade di viabilità ordinaria. Controlli effettuati a spot durante l'arco di tutta la giornata. Ci spostiamo da una zona rossa all'altra, cambiamo direzione e comune. Siamo lungo la provinciale che da Padova porta a Venezia, in quel di Mirano, da Santa Maria di Sala. Qui nel municipio che si trova al confine tra la provincia di Venezia e quella di Padova incontriamo il sindaco che con le forze dell'ordine monitora la situazione lungo via Cavin di Sala. Oppure sulla Noalese, quella che va a Padova. Potremo trovare dei pattugliamenti, sono strade che sicuramente la prefettura ha nell'ordine del giorno delle sue priorità, in comunione con i carabinieri pattuglierà queste strade, è giusto che sia così. Siamo entrati al casello autostradale di Dolo, andremo avanti fino alla prossima uscita, ovvero quella di Venezia, e vogliamo verificare se incontriamo le previste pattuglie della polizia stradale atte a monitorare il territorio. Nei quasi 15 chilometri del nostro percorso ci appare da subito evidente una cosa: i mezzi che circolano in autostrada sono drasticamente diminuiti. Non incontriamo pattuglie, a riprova del fatto che i controlli vengono effettuati a campione e senza un orario prestabilito, ovviamente. Al termine del nostro giro, il report delle forze dell'ordine non registra multe o sanzioni né gli eventuali e previsti sconfinamenti territoriali senza comprovata indifferibile necessità. C'è da dire che in tutti i servizi che stiamo vedendo adesso, per una normale giornata di lavoro, la risposta sul fatto che i veneti sono stati piuttosto ligi alle direttive che vengono dall'alto è evidente nel fatto che non ci sono macchine in giro, cioè veramente completamente deserte le strade o quasi, tranne poi in alcuni punti che misteriosamente invece si sono trovati improvvisamente come gli altri giorni. Categorie economiche hanno molte domande da fare, hanno molti dubbi, hanno naturalmente molte paure. Le paure delle categorie sono le paure di tutti noi, perché parlano di lavoro, parlano di futuro della vita stessa del nostro paese. Segnato un incontro, molti quesiti e il vostro centralino che è intasato in queste ore dai baristi che vogliono avere delle delucidazioni. Sì, anche perché la categoria dei pubblici esercizi è quella tra quelle più colpite, diciamo, da questo nuovo decreto, e quindi gli esercenti vogliono sapere, soprattutto riguardo alla vendita dei prodotti per asporto, perché ci sono tante magari attività di ristorazione o pizzeria, dicono vabbè, io alle 6 smetto di fare il servizio al tavolo, però magari o con i servizi di consegna a domicilio, oppure io preparo i piatti o le pizze e poi i clienti vengono a prenderseli, posso cercare di salvare una parte del bilancio, per cui ci sono alcune richieste di chiarimenti. Un'altra cosa ad esempio riguarda i bar che operano all'interno dei mercati generali. Questi fanno un servizio fondamentale per i camionisti, per gli operai appunto che lavorano nel mercato ortofrutticolo,
e lavorano esclusivamente di notte, quindi nel periodo in cui invece il decreto prevede che devono rimanere chiusi, per cui sono una serie di quesiti appunto che adesso rivolgeremo a Prefettura e Comune, a Camera di Commercio. Abbiamo capito che è coinvolto in qualche maniera anche l'assessorato al commercio della Regione Veneto, per cui insomma cercheremo di avere dei chiarimenti che poi gireremo ai nostri associati. È stata una riunione interessante, abbiamo chiarito un po' di punti che magari che meritavano una riflessione del decreto presidenziale, però il vero problema, il nostro problema non sono le interpretazioni, ma è il virus. Il vero problema il vero nemico è il virus in questo momento. Prima sconfiggiamo il virus e prima possiamo pensare di far ripartire l'economia. Le imprese sono ferme, imprese del commercio, turismo, servizi, ma tutte le imprese artigiane sono ferme. Avremo bisogno di un grande intervento del pubblico, dello Stato, per poter tenere in vita queste imprese, perché un fermo di 1 mese, 2 mesi è molto probabilmente anche più lungo, perché l'onda lunga anche da un punto di vista, pensate al turismo, pensate a tutte le disdette che ci sono state per riportare i turisti nelle nostre aree, nel nostro paese, non sarà così semplice, per cui ci vorrà un intervento importante, straordinario, come è straordinaria e eccezionale è la situazione in cui ci troviamo. Adesso tutti noi conosciamo la parola cluster applicata a quello che è un focolaio. Cluster però vuol dire anche distretto la cluster economy è l'economia di distretto, quella in cui il tessuto economico veneto si è sviluppato, è cresciuto, è diventato noto in tutto il mondo. Basti pensare al distretto dell'occhialeria o a distretti più specializzati che magari affondano la loro storia in secoli, come quello della pelletteria, della conceria delle pelli. Ecco, questi sono dei distretti molto robusti che reggono anche a dei colpi così pesanti e questo forse un po' stupisce, certamente hanno molte difficoltà anche loro, però provate a sentire questa intervista di un industriale del settore della conceria. Pare per il momento che il settore della concia non stia risentendo troppo del coronavirus, a dispetto di molte altre aziende che in questo momento sono quasi ferme per la paura del contagio, almeno stando a quanto ci dice un conciario con una lunga tradizione familiare alle spalle. Al momento risulta che gli ordinativi ci sono, il settore sta lavorando con la solita efficienza e tempistica. Noi abbiamo stampato i permessi per i nostri operai fuori zona, però al momento non ci sono segnali di arresto di trasporto merci. Abbiamo avuto questa mattina, siamo di lunedì, l'arrivo di camion dalla Germania, tutto regolare. Fra l'altro venerdì magari ci eravamo posti qualche dubbio, invece è stato fugato, quindi al momento non segnaliamo disguidi e rallentamenti. Parlare del futuro è già più difficile. Ecco, ma per quanto riguarda invece le merci che da qui, dalla sua conceria, partono per uscire? Ma anche in questo caso è appena passato il solito trasportatore. A livello di container e perfino di via aerea non dobbiamo segnalare disguidi o carenze di mezzi. Ma una preoccupazione c'è. Io una preoccupazione ce l'ho per le navi, per esempio le navi che devono arrivare e che se non partono non arrivano. Però non ho dati che mi fanno essere pessimista. Insomma, abbiamo voluto portare almeno qualche notizia non catastrofica di qualche settore, perlomeno di una singola azienda. Come vedete sopra c'è un numero, il 34032 18 379. Durante tutte le nostre dirette abbiamo cercato di darvi risposte, o noi personalmente leggendo i vari articoli del decreto e le interpretazioni che sono state poi fornite successivamente, per esempio dal Ministero dell'Interno. Quindi stiamo parlando di centinaia e centinaia di domande che ci avete fatto e a cui abbiamo cercato di rispondere, non telefoniche naturalmente, se telefonate nessuno risponde, ma via SMS. Molte vengono raggruppate, diciamo sono molto simili
l'una all'altro, soprattutto per i trasporti, l'abbiamo fatto durante tutta la giornata. E poi abbiamo sentito molte che sono state le domande ai vari settori merceologici oppure vari settori soprattutto degli esercenti. Una che ci ha stupito per quante volte ci è arrivata aveva a che fare con quello, come per esempio questo messaggio, cioè ho una pizzeria per asporto, lavoro anche con il domicilio, posso lavorare dalle 18 alle 22. Sono stati tantissimi i gestori di pizzerie da asporto o cose simili, di food delivery come si dice adesso, insomma spedizione a casa di cibo, e c'è una risposta che è interessante, che secondo noi vale un po' per tutte, che è quella dell'assessore al commercio della provincia di Padova, ma poi nel corso della giornata abbiamo sentito anche la Confcommercio di Vicenza, insomma ci hanno dato tutti risposte univoche. Vediamo. Assessore Bressa, un incontro con tutte le categorie economiche, avete fatto il punto della situazione, quali sono le regole da rispettare e se ci sono invece delle novità per quanto riguarda i locali dopo le 18? Sì, allora le regole ormai sono chiare, quindi la chiusura dei bar e dei ristoranti dopo le 18 tutti i giorni e la chiusura di quelle attività che fanno vendita al dettaglio non alimentare e che sono sopra i 250 metri quadrati di superficie di vendita al weekend, oltre che ai mercati. Però venendo a una questione molto pratica e anche molto sentita, cioè l'aspetto della somministrazione per asporto, quindi della possibilità di acquistare cibo per asporto. Già da ieri era chiaro che le attività come la pizzeria sotto casa che fa pizza per asporto o il kebab avrebbero potuto continuare a esercitare questa attività, sempre ovviamente mantenendo 1 metro di distanza tra le persone, evitando assembramenti. Quello che è chiaro invece da oggi e che ci è stato comunicato dalla Prefettura di Padova, anzi abbiamo condiviso con la Prefettura di Padova, è che anche le attività che hanno la licenza di somministrazione, quindi proprio gli stessi bar e ristoranti che devono chiudere alle ore 18, possono comunque offrire un servizio di consegna per asporto o a domicilio o anche passando direttamente presso il ristorante o la pasticceria, perché ci sono anche casi di questo tipo, per prendere del cibo e portarlo a casa. Ovviamente tutto questo è consentito strettamente per il ritiro del pasto senza fermarsi in questi posti, assolutamente escluso ogni tipo di servizio al tavolo e ovviamente bisogna evitare qualsiasi tipo di assembramento. Un'altra delle domande, varie domande ci sono arrivate su chi può usufruire, può muoversi per accompagnare persone da una provincia all'altra per cure mediche. Questo vi rispondiamo ancora affermativamente con l'autocertificazione. È specificato che si parla di questioni di salute, naturalmente chi ha bisogno di essere accompagnato per evidenti motivi è autorizzato secondo quello che è il decreto e l'autocertificazione che vi porterete dietro dopo averla stampata oppure che vi darà la stessa polizia e naturalmente poi perseguendo chi ha fatto dichiarazioni mendaci naturalmente. E a questo proposito c'è stata una doppia preoccupazione per i pazienti oncologici, perché a un certo punto una interpretazione non corretta ha sparso la notizia, per fortuna lo ripeto non data da noi ma da altri mezzi di informazione, che l'Istituto Europeo, l'Istituto Oncologico Veneto o gli altri istituti oncologici avrebbero sospeso le chemioterapie. Questo non è vero, adesso lo sentite dalla viva voce di una responsabile dell'Istituto Oncologico Veneto, c'è solo un dilazionamento di quelli che sono i cosiddetti follow up. Dottoressa Bonavina, facciamo un po' di chiarezza, come sta andando l'attività dello IOV? L'attività dello IOV sta procedendo, non posso dire con tranquillità perché i tempi non lo consentono, però sta procedendo assolutamente. I nostri pazienti vengono visti quotidianamente, continuiamo con l'attività legata alle chemioterapie perché non sono sicuramente spostabili o procrastinabili. Come tutti gli altri ospedali abbiamo un attimo allentato tutte quelle prestazioni che possono essere invece spostate a periodi migliori senza implicare alcuna problematica al paziente. Possiamo
fare un esempio concreto, cioè se io ho una visita di controllo a 6 mesi dall'ultimo riscontro, se non ho particolari esigenze posso spostarla. Assolutamente sì, anzi siamo noi che quelli che vengono identificati come follow-up, quindi proprio quelle prestazioni che vengono effettuate a distanza dall'episodio acuto, li stiamo spostando per evitare l'assemblamento delle persone. Se invece una persona ha un dubbio, si sente e vorrebbe avere un controllo, si può fare la visita? Assolutamente sì, perché tutte le attività dell'Istituto Oncologico Veneto sono aperte esattamente come in tutti gli altri periodi dell'anno. Quali sono le visite che state spostando per evitare il sovraffollamento degli ambulatori? Parlando di pazienti oncologici, sono quei follow-up, quindi quelle prestazioni di controllo che vengono fatte quando il paziente chiaramente non ha sintomatologie particolari. Ci sono altre prestazioni che offre lo IOV che possono essere spostate? Sì, le prestazioni che vengono effettuate dagli ambulatori, per esempio della chirurgia del melanoma, in particolare dai nostri dermatologi, che possono essere tranquillamente procrastinate anche di un mese e mezzo senza creare problemi. Quindi insomma una dichiarazione spero tranquillizzante per molte famiglie che devono fronteggiare problemi oncologici. Vi segnalo che questa sera in Focus con Luigi Baccialli la prima parte sarà con il presidente della regione Zaia e quindi poi naturalmente con gli altri ospiti. Dopo insomma vi faccio un punto anche sul focus del direttore. Invece a questo punto noi sentiamo ancora dal territorio i sindaci insomma, che hanno il polso della situazione e sentiamo da Vicenza Sindaco Rucco. Siamo con il presidente della provincia Francesco Rucco e sindaco di Vicenza perché c'è stato un COSP qui in prefettura dove si sono un po' chiariti quelli che sono i temi del nuovo decreto del governo, soprattutto in tema di controlli. Ecco, come funzionerà? Funzionerà naturalmente il controllo sulla circolazione delle persone e delle merci dalla parte delle cosiddette zone di contenimento rafforzato, quindi le province di Padova, Treviso e Venezia, verso Vicenza, e potranno uscire da quei territori le persone che hanno determinate ragioni ben dettagliate, che sono motivi di lavoro, motivi di salute e di stretta necessità. In altri casi non sono ammesse la circolazione delle persone. Chi potrà effettuare i controlli? E so che già alcuni controlli sono, almeno su Vicenza, per quanto riguardava ancora il precedente decreto, sono già partiti. Sì, i controlli sono effettuati dalle forze dell'ordine, naturalmente polizia e carabinieri in primis, supportati anche dalla polizia locale. I controlli sono partiti già in queste ore, però oggi la riunione viene fatta proprio per organizzare un controllo sistematico del territorio. Essendo un territorio molto vasto, naturalmente ci potrebbero essere dei problemi di copertura totale, quindi non ci saranno dei blocchi, insomma. Esatto, no, non ci saranno dei blocchi fisici, ma dei controlli naturalmente a campione, e poi ci sarà la parte di controlli anche nei locali, negli esercizi, per verificare che vengano rispettate le regole delle distanze o comunque per il divieto di assembramento delle persone. Bisogna far capire un po' alla gente anche che non è che perché sono zone di contenimento possono muoversi tranquillamente, magari come diceva lei, per un esempio quello delle farmacie, piuttosto che magari per un supermercato più lontano, al di là del confine. No, il consiglio è di evitare di andare, se non per strette necessità, negli esercizi commerciali della provincia di Vicenza, non sforando quindi nelle province di Treviso, Padova, quelle confinanti, perché questo chiaramente non è possibile ed è vietato. Il consiglio è quello comunque di muoversi all'interno della provincia di Vicenza, e il consiglio più importante è quello di, se possibile, di stare a casa. Cioè le famiglie, i bambini devono capire che siamo in una fase storica importante, delicatissima per la salute pubblica, e quindi si esce solo se strettamente necessario. Ringraziamo il Presidente della Provincia, linea torna allo studio. Era quindi il sindaco, nonché presidente della provincia di Vicenza Rucco, con Gabriella Basso, e ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, moltissimi altri servizi subito dopo.